Oggi chi siete? Oggi ma chi siete voi? A me darebbe fastidio se uno così vicino con la faccia ma che andasse. Mi restano fastidio che dicesse ma stai ciatando in faccia. Oggi. Ed è fantastico quanto comunque non ci azzeccherebbe un cazzo tutto questo. Oggi è giovedì e il giovedì sapete che succede? Video commento! Bravo Michele, bravo. Con me come sempre ci sono Checca e Raffaele, Hola. che avete già conosciuto settimana scorsa. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che nello scorso video hanno lasciato like, hanno commentato e anche e soprattutto a chi ha messo punti hype. Esatto, perché punti hype, vabbè, i punti hype sono buoni. Tu si fai 1000 punti hype, piglia felpe e l'Asics. Ne possono mettere 300 a settimana. 300 a settimana. Vai giù. E soprattutto è gratis. È gratis, è cose gratis a noi ci piacciono. Tra le altre cose, noi manco il tempo di ricominciare a fare i video commenti e loro subito sono ritornati all'attacco come erano un tempo, ovvero mi hanno buffato dei messaggi in cui dicevano guarda, ascolta questa canzone, ma quello che è andato di più, il messaggio che si è ripetuto di più, secondo te quale può essere stato? Quando fai un nuovo video commento su Daniele De Martino. E quindi eccoci qua. Questa settimana quindi abbiamo deciso di ascoltare questo brano di Antonio Cannata feat Daniele De Martino, Ragazza di Milano. Che è un ragazza di Milano. Ah, ma quindi è Antonio Cannata che fa la canzone, non Daniele De Martino. è un featuring. No, quando è un featuring sono tutti e due. Però capito, l'artista è Cannata, No, non è che un cantante che mette prima è meglio Killy Rop. però esce Ah, tu esce Cannata, Raffaele. sono amanti Cannata. Va bene, ascoltiamo subito. Nel frattempo voi like tattico, commento, pure se volete scrivere Panzarotti senza insogna lo potete scrivere, fate quello che volete. Eccolo, ci era mancato. Lei corre per raggiungerlo perché lui sta andando via. Lui ha appena esclamato nella sua mente: Ma lei cosa ha in mano? ha un anello. No, ma c'ha un pacchetto di tabacco in mano mentre corre. A parte che È vero, appena lei- l'abbraccia non ce l'ha. Quella è la cosa. Oh, eccolo. E guardate, e ricompare di nuovo. Quasi Antonio Casanova. Che musciaria fare questa canzone. Andrea, sei riuscito mo. Aveva aperto gli occhi e hanno messo il microfono davanti. Linda stazione Che tu porti come ti fa il treno. Sta a fuoco. Potrei pure fare un video di 20 minuti che continua così. biglietto in mano Meno male che ho un biglietto, perché sennò io Torren. Comunque, avete fatto caso che nel frattempo questi due li stanno guardando e espressi stanno passando che si ca. E poi certo, ma se tu vai in stazione e uno incomincia da nulla, Non tre. anche io fare così. a casa mia Torna a casa sua. Ah no, io torna a casa sua perché devi legare. lo sai che io sono sposata Eccolo. Allora tu questo mastandrucciolo lo vuoi buttare veramente torno. lasciami Oggi chi siete? Oggi ma chi siete voi? Ha visto allora cantare il tuo Oggi sempre suonati fa una canzone nuova molto. Lascialo. non mi tentare Ma chi? A chi? Cioè chi sta andando a chi? Oggi che tu stai con moglie, non sta moglie tra le altre cose. perciò ti prego Poi si vicino a colonna insieme. ma te ne va Capisco Oggi ma che ci ha azzeccato voi? ragazza di Milano ogni giorno con te È decollato. tengo in tuo cuore non ti posso Io avere capisco che lui quando canta le canzoni delle ragazze ci fu zucca, le tiene sempre per dire al collo così. sei stata la più Lui bella la coppia di binario, fa sempre che guarda. non strappare quel posto con la rabbia che hai Oggi pure da fornì, ma la fa cortesia, la fa cantare Daniele Martino. non venirne a cercare se domani vorrai Ma guarda quando farebbe ridere si viene la moglie chissa e si fa ehi, ma mo ti viene che siamo già ma abbiamo treno. non fare pazzie ti prego no Ti prego, no. No. Ma perché? Ti mi sta prego, cantando? no. O si ma che ci ha azzeccato in questa canzone? già per te Già, Ma da paradino. E fosse pure ora, sì, cavaliere. Ma lui non se n'era andato, è tornato a lisciarsi lei. Oppure lei l'ha rincorso di nuovo per dargli il Nata volta, e che si rincorre sempre, magari un beagle.
si può. Ragazza di Milano. Così, ma Sicuramente adesso mi odierai. chi stava parlando con zio? Probabile. O con lei? Io non sto capendo. Tutti e due. Ma chi sto zio? Che c'ha zecca in questa canzone? Non ho capito proprio la storia di lui. Ma col tempo Che capirai. c'ha zecca zio? Non potrò mai scordare i giorni passati insieme a te. Sì, ma sei sposato, non puoi fare queste suzzumma sporcarie. Apri la porta del tuo cuore. Apri la porta del tuo cuore, cioè un H in più. Apri la porta del tuo cuore e... slow. A chi veramente può dare un valore al tuo amore. Tipo per esempio una figlia del dottore. E fanno di te una ragazza Che fantastica. sta spolverando a 3 euro. Dai la cena e togli la cena. Oh, mamma mi l'ha fatta la frangetta a furia fa. Quella che veramente tu sei. Quando ti trasferiste in Mater Dei. Senza batterti mai. Batterti con chi? Fa un lottatore sta guaglione. Ah, Isatur. Abbracciami forte e non cercarmi più. Oh, zia a fianco. Sta aspettando solo un momento che da cantaisse, E vedrai che un giorno mi darai ragione anche tu. Ma su cosa, caro Daniele? Che io non sto a capire niente. So solo una cosa. Che il treno sta là, sta aspettando da partire. Shhh. Quando parli. Ya sta zitto quando parli. Non dirmi ti amo. Mi farebbe ridere se lei dicesse: ma chi tu le dici ti amo? Addio, Satta buona. ragazza di Milano. Ragazza di Milano. È tornato sì. È arrivato una ragazza di Milano. No, mo stai sentendo un momento bello. Avete fatto caso al fatto che Daniele De Martino si è vestito con gli stessi identici colori rotrena? Oddio, è vero. È un Frecciarotta. Non riesco più a non vederlo. Addio. Oh sì, veniate. Con me. Noi mo stiamo affezionando. Perché ha detto addio A chi? Oh sì, addio. Ragazza di Milano. Ah, allora conoscete pure voi, signor Antonio. Ma secondo me è un'allegoria perché il vecchio è Daniele De Martino da vecchio e sta rivivendo questa cosa che nessuno mi immagina prima di vecchio. Ed è fantastico quanto comunque non ci azzeccherebbe un cazzo tutto questo. Non cercarmi. Oh sì, ma vostra moglie nel frattempo che all'inizio della canzone stava insieme a voi. Ma aiuto. Mai più. Non vi facciamo cercare più, noi vogliamo sapere se vostra moglie è tutto a posto. Fate così se avete qualche difficoltà. Vestiti di rosso. Vestiti di treno, signore, anche tu. Sei seduto male, zio, lo sapevo. Ah, ma ha fatto sta fatta finale? Dani? Momento riflessione gentilmente offerto da Checca. Allora, voglio dire una cosa. Lui mi sembra quello zio quando si vanno ai matrimoni, fanno quel momento karaoke e lui ha proprio Il pathos. la possibilità. Vabbè, perché poi lo zio è il fratello del pathos, se ci pensi. Voi non pensate che il fatto che nelle canzoni neomelodiche si parli sempre di tragedie, di tradimenti amorosi e cose simili si sia fatto un poco antico? C'era una cosa che si portava negli anni 90 e non c'è mai stata una vera innovazione. Che, cioè, io per esempio non ascolto musica neomelodica, no, cosa. Ci sono delle canzoni napoletane che mi piacciono, ma la musica neomelodica per me è abbastanza no, ma perché resta sotto questi standard qua. Capite? Alcune Però alcune, tipo per esempio Made in Napoli di Desideri, io la ascolto, nonostante è bella napolegna. anche quando Tony Colombo faceva qualche canzone. Ah, Tony Colombo, sì. Però Tony Colombo, però pensandoci, Tony Colombo parla sempre di amore nel modo Lui giusto. mai di tradimenti. Mai di tradimenti. Bravo Tonino, per questo sei un numero uno. Cosa importante, mi sono reso conto che molti di voi, quando il video sta per finire, lo chiudono e voi non lo date a chiudere il video, dovete aspettare che il video finisce, perché sennò a me mi fate un danno. E se mi fate un danno, io vengo a casa vostra e metto in mano un fascio, ve lo dico già, what? Salutami a tua mamma, guarda come te lo dico bene. Vabbè, comunque io vi ringrazio per esserci stati, grazie a Checca e Raffaele che sono sempre con me. Voi lasciate un like qua sotto, commentate, pure se volete scrivere, che ne so, Ragazza di Napoli. ragazza di Napoli, esatto. Scrivetelo perché comunque è importante come. Io adesso me ne vado a già più sì perché la moglie sta come una pazza, sta aspettando a lui. E non chi si può tornare, sto andando.